Si inizia a bere da ragazzini per tradizione, poi si continua da giovani tra vini ed alcolici e si entra in quel tunnel della dipendenza da cui è difficile uscire. Il Veneto, produttore di vino, è anche un territorio dove questa usanza sembra radicata. La tradizione di dare magari ai bambini il ciuccetto imbevuto nel vin santo o la Pasqua, il compleanno, il Natale, le occasioni che portavano tra virgolette a far diventare uomini i bambini nelle famiglie patriarcali. I figli, poi ci spiega il presidente dell'ACAT Basso Piave, cercano addirittura di imitare i genitori ed i dati relativi al Veneto sulla dipendenza da alcol parlano chiaro. Noi parliamo di circa una popolazione che può riguardare 400-500 mila persone nel Veneto che in qualche maniera sono collegati a problemi alcol correlati. E parliamo di una popolazione, insomma la popolazione che è a rischio è tutta la popolazione che usa alcol, considerando che il 90% delle persone usano e consumano alcol, ovviamente è un comportamento a rischio. Insomma, si parla di un 10% della popolazione. La crisi, hanno spiegato, non ha ampliato questo fenomeno, ma certo che in una situazione di difficoltà alcune persone sono andate alla ricerca di una speranza o di una felicità del tutto illusoria. Un tema questo molto sentito dai giovani. Un gruppo di ragazzi di Portogruaro ha fatto un lavoro proprio su come l'alcol sempre più spesso venga associato a felicità illusoria. Quando parliamo di felicità oggi in una situazione di crisi anche non solo economica ma anche più generale, cercare nell'alcol, nell'azzardo, in altre forme di felicità un sollievo a una quotidianità molto grigia e triste è molto attraente. 2000 i giovani presenti al congresso, ma anche molte famiglie toccate da questo problema che hanno affrontato, superato ed oggi stanno portando la loro voce e la loro testimonianza.